17 cani sequestrati, di cui 10 cuccioli con meno di 10 giorni d'età. L'operazione all'Arcella a Padova dei carabinieri del nucleo forestale insieme alla polizia locale cittadina e ai responsabili veterinari dell'ULSS 6 Euganea. I carabinieri sono entrati in un condominio di via Cabrini all'Arcella dopo la segnalazione dei residenti di forti e sgradevoli odori provenienti dalla cantina. Qui i militari dell'Arma hanno trovato un vero e proprio canile abusivo con animali di varie razze, tra le più alla moda American Bully, Barboncini Toy e Amstaff. I cani vivevano in condizioni igieniche raccapriccianti, in gabbie anguste, in locali bui e umidi. Le bestiole sono state quindi affidate ai veterinari dell'ULSS 6 Euganea e portati al canile di Rubano per ricevere le cure del caso. Al proprietario degli animali, un italiano di mezza età, è stato notificato un decreto di sequestro della struttura ed è stato indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura. Gli inquirenti ipotizzano che i cuccioli siano stati allevati per poi essere venduti a privati in un secondo momento.